Rieccoci in studio, ora spazio alla lista Progetto Vittorio Futura, che è una delle 5 che compone la coalizione a sostegno della candidata a sindaco Mirella Bagliana. A presentare lista, squadra e priorità, eccoci in studio con Giulio De Antoni e Adriano Botteon. Buonasera. Buonasera, Claudia. Grazie. Ecco, grazie a voi di essere qui, adesso sento anche tuonare, quindi anche voi insomma avete sfidato il meteo pur di mantenere fede a questo impegno. Grazie. E allora da casa c'è sempre modo di porre le domande alla lista Progetto Vittorio Futura, WhatsApp o SMS, il numero 348 21 11373. E con questa lista abbiamo a disposizione ora 24 minuti, sono le 21:46. Allora, De Antoni, voi siete stati i primi ancora a fine febbraio a presentare la lista. Perché avete deciso di sostenere Mirella Bagliana sindaco? Bene, buonasera a tutti innanzitutto. La scelta di Mirella Bagliana è stata una scelta non improvvisata, ma il frutto di una lunga discussione, di un lungo approfondimento che c'è stato tra tutti i gruppi che hanno partecipato, che partecipano a questa coalizione di 5 liste. Quindi abbiamo approfondito le diverse problematiche che ci sono sul tappeto, abbiamo discusso con tutti i nostri gruppi e alla fine siamo arrivati a definire quello che poteva essere un programma per i prossimi 5 anni della nostra coalizione e alla fine abbiamo anche scelto la persona che ci deve rappresentare, diciamo, in questa tornata elettorale. Abbiamo scelto Mirella perché è sicuramente una persona preparata, ha fatto notevole esperienza in questi anni, anche con me in Consiglio Comunale in questi ultimi 5 anni, è una persona generosa, una persona che si impegna sicuramente, una persona che ascolta le persone, ascolta i cittadini e ha sempre cercato di dare risposte a tutte le richieste che i cittadini hanno fatto in questo periodo. Quindi appoggiamo con entusiasmo, con certezza la Mirella Bagliana in questa avventura che tutti assieme vogliamo portare a termine con successo e assicuriamo poi la presenza di tutti noi in una squadra compatta che sta lavorando veramente bene in questi mesi per raggiungere l'obiettivo che tutti auspichiamo. Allora Botteon, lei e De Antoni siete alcuni dei volti già noti e vittoriesi di questa lista. Lei è un ex consigliere comunale, De Antoni un consigliere comunale uscente. Ma di chi altri si compone la lista Progetto Vittorio Futura? Allora, la lista Progetto Vittorio Futura è una lista meravigliosa di cui siamo veramente orgogliosi. Ci siamo presentati per primi perché è da tempo che lavoriamo insieme, abbiamo analizzato diverse questioni cittadine, abbiamo elaborato delle proposte e quindi con grande entusiasmo ci presentiamo a questo appuntamento elettorale. Da chi è composta? Quindi oltre a noi che abbiamo esperienza in Consiglio Comunale, come hai giustamente detto, abbiamo persone preparate in diversi ambiti. Quindi dal punto di vista culturale, scolastico, abbiamo 2 forze che sono Silvia Bevilacqua e Silvia Gasparetto, le nostre 2 Silvie che hanno sicuramente esperienza, preparazione e entusiasmo da vendere. Dal punto di vista lavorativo abbiamo una manager di successo, la Giorgia Franceschet, abbiamo dei professionisti nel campo dei commercialisti, revisori come Mauro Marcon, Tiziano Poser e Nicole De Carlo che sono estremamente seri e preparati. In ambito economico, bancario abbiamo Marco Borsoi, ex candidato sindaco, abbiamo Roberta Faraon da San Giacomo, vulcanica Roberta Faraon da San Giacomo. Nel campo della sanità abbiamo Sara Della Giustina che è farmacista molto preparata. Dal punto di vista legale abbiamo un'altra combattente per i diritti dei minori, animalista anche, che è Serena Martini. Dal punto di vista ambientale abbiamo un giovane di Fadalto che è Riccardo Ortolan, molto in gamba, una giovanissima, la più giovane tra le candidate l'abbiamo noi, che è Elisa Chiarel, è studentessa universitaria, e poi abbiamo dulcis in fundo 2 bei pensionati, Dina Bitto che fa parte dell'Università di Formazione Continua, Ippolito Pinto, e poi abbiamo Giuseppe Zampieri, ex presidente del quartiere del centro prima che sopprimessero i quartieri, e nonché ex dirigente, persona sicuramente molto preparata anche lui. Ecco, ha citato i giovani, c'è Elisa Chiarel, 20 anni, la più giovane donna candidata. Ecco, che ruolo giocano i giovani all'interno della vostra lista, anche per la programmazione? Allora, direi, posso rispondere io? Certo, allora, certo.
I giovani, secondo me, sono fondamentali. La nostra lista si chiama Progetto Vittorio Futura, progetto perché si basa su obiettivi e progetti per raggiungere questi obiettivi. E sicuramente quello di ringiovanire la città e ripopolarla è, secondo me, l'obiettivo principale, secondo noi. Perché penso che tutti affrontino il problema della decrescita, del problema del trend anagrafico, che purtroppo è un problema per questa città. E noi abbiamo delle idee. Uno dei punti di forza della nostra città è la scuola. Abbiamo degli istituti che sono piazzati nelle classifiche Eduscopio tra i primi posti a livello regionale, abbiamo un gran flusso di studenti che arrivano in città Vittorio Veneto ed è un fattore su cui dobbiamo puntare. Come puntare? Abbiamo delle idee chiare. Uno, percorsi post diploma. C'è una tendenza che dobbiamo sfruttare, che è molto finanziata anche dalla Regione. Si tratta degli ETS, con gli istituti tecnici superiori, percorsi post diploma di 2-3 anni che stanno sorgendo, e diverse cittadine della Regione, tipo Tiene, Noventa, Padovana, stanno usufruendo di finanziamenti per questi percorsi che portano ragazzi ad acquisire le competenze tecniche insieme alle aziende. In questo modo, uno, si danno alle aziende i tecnici di cui hanno bisogno, e c'è grande carenza di tecnici; due, si portano giovani in città, quindi anche oltre i 18-19 anni che di solito è la soglia scolastica. Quindi due piccioni con una fava, è finanziato e bisogna assolutamente seguire questa strada. Altra piccola cosa, altra piccola idea che abbiamo e che vogliamo perseguire, il fatto di portare anche giovani da fuori e anche dall'Europa a Vittorio Veneto. Quindi percorsi Erasmus, sempre per scuole superiori, da destinare a Vittorio Veneto. Sappiamo con certezza che ci sono molti ragazzi, anche adesso ne sono alcuni che partono, che vanno in certe cittadine europee per fare percorsi di alternanza scuola-lavoro, con esperienze belle dal punto di vista umano, meno belle dal punto di vista professionale. A Vittorio Veneto abbiamo le competenze e l'esperienza per fornire dei percorsi belli, precisi, arricchenti, e avere cittadini europei che arrivano a Vittorio da diversi paesi sicuramente contribuirà a rilanciare la città. Sì, prego. Sui giovani, una cosa interessante credo che stiamo organizzando in questi giorni, e quindi proprio sabato prossimo alle 16:30 faremo un incontro con i giovani dai 16 ai 20 anni, quindi non è una mossa elettorale, ma è proprio un tentativo di coinvolgere già adesso dei giovani su quella che può essere, diciamo, l'impegno amministrativo nel tempo, anche perché la nostra associazione, il nostro gruppo non vuole comunque terminare la sua attività con queste elezioni, comunque vadano, ma vuole continuare proprio a lavorare, perché ci siamo resi conto che in città ci sono tante persone che vorrebbero apportare delle loro idee, e noi puntiamo proprio sui giovani. Quindi questo tentativo che facciamo sabato prossimo, sabato 18 maggio, proprio sabato in biblioteca alle 16:30 in sala consiliare, quindi anche in una sala importante che quindi faremo conoscere ai giovani, perché molti forse non ci sono mai stati, quindi è anche questo un tentativo che facciamo proprio di puntare sui giovani. Sì. E chiedo sempre a lei, De Antoni, la dicitura della vostra lista contiene anche la parola futura. Lei ha detto che bisognerà fare una programmazione a medio-lungo termine. Cosa significa? Certo. Il tema della programmazione è la cosa secondo noi più importante, nel senso che la città, diciamo, in questi anni ha avuto tutta una serie di problematiche, no, legate al decremento demografico, legato agli appartamenti sfitti, legato a tutta una serie di cose che non riusciamo, a una serie anche di impianti, di opere pubbliche che non riusciamo a completare o mettere a norma. Quindi dobbiamo pensare a un progetto di medio-lungo termine, e vorremmo che questo progetto fosse condiviso con la città, ma anche in qualche modo condiviso anche con la minoranza, se riusciremo a vincere noi queste elezioni, perché sono temi, sono progetti che devono avere una portata molto lunga. Pensiamo a Villa Papadopoli, per fare un esempio, cioè è impensabile, cioè, pensare di riuscire a fare un intervento, diciamo, importante in 5 anni, cioè noi siamo per rivitalizzarla, per sistemarla, per ristrutturarla, per fare qualcosa di importante, però ci vogliono anni e anni. Non la vogliamo assolutamente vendere, deve restare un patrimonio della città, però ha bisogno di una programmazione più lunga per riuscire ad essere completata. Volevo aggiungere e sottolineare questo aspetto della anche condivisione
con la città e con le forze politiche che ci saranno in Consiglio, perché sono progetti che devono essere condivisi per poter continuare poi anche dopo la prima tornata amministrativa, e quindi su questo ci contiamo molto, ecco, di riuscire a trovare un consenso su queste grosse iniziative. Voi cosa vorreste mettere dentro a Villa Papadopoli? Bella domanda, questa a cui io sinceramente, se mi chiedi una risposta precisa non te la so dare. Penso che sia impossibile in questo momento per il Comune avere un progetto, perché ovviamente i fondi per Villa Papadopoli sono importanti. Cito un altro progetto che in questo momento è partito e di cui si sa pochissimo in città, che è la ristrutturazione della Gotti. La ristrutturazione della Gotti è il finanziamento più importante del PNRR, 3,5 milioni destinati alla Gotti, eccola qui, e non sa nulla nessuno. In città veramente credo che sul 27.000 abitanti che abbiamo, 26.000 non sappiano assolutamente di cosa parla il progetto della Gotti, su cui si stanno spendendo così tanti soldi. A confronto Villa Papadopoli sono altre cifre, sicuramente molto superiori, e quindi sicuramente il Comune da solo non può. Prima si parlava di biblioteca, è chiaro che Ceneda deve restare per noi il centro dei progetti culturali. Biblioteca va rivista, non è più dobbiamo superare il concetto di biblioteca dove è il luogo dove si va a prendere i libri e magari a studiare. Molte città in Europa, tantissime, ma anche qui basta pensare a Montebelluna, la biblioteca è vista come luogo di aggregazione, luogo di iniziative culturali, aggregazione sociale e luogo multimediale dove giovani, meno giovani, c'è l'Ippolito Pinto, formazione continua, che sicuramente svolge un ruolo importante, possano ritrovarsi, possano proporre incontri con la cittadinanza, soprattutto a tema culturale. E quindi questo deve essere anche a Vittorio Veneto. Dove farlo? Sicuramente c'è la Rotonda, c'è Villa Papadopoli. È chiaro che lì bisogna che i progettisti incaricati ci portano dei progetti che non siano quello che abbiamo visto in Consiglio Comunale, purtroppo portato dalla maggioranza, che va a creare ancora, a buttare ancora nuovo cemento, va sottoterra e non va a toccare nessuno di quelli che sono gli immobili che bisogna invece riprendere e far rivivere. Prego. Però io un'idea sulla Villa Papadopoli ce l'avrei, nel senso che quando abbiamo discusso in Consiglio Comunale sul PAT, il professionista incaricato ci ha parlato di incontri che ha avuto anche con le aziende della zona industriale, e tutti hanno sottolineato la necessità che ci sia un rapporto più diretto tra la città e la zona industriale. La zona industriale sembra là abbandonata, sono difficili i trasporti, difficoltà per arrivarci con i mezzi pubblici, tutta una serie di considerazioni. Ed era emersa la possibilità, insomma, di realizzare un qualche cosa, e noi proponiamo che venga fatto io propongo, non è ancora un progetto, certo. Però sta nel vostro programma nel nostro elettorale. programma c'è questa proposta, insomma, di individuare Villa Papadopoli come un riferimento anche per le attività della zona industriale, ad esempio per creare un centro di formazione, sempre nell'onda di quello che diceva anche prima Adriano, un centro di formazione e anche forse una foresteria o qualche cosa che possa essere utilizzato anche dalle persone, insomma, che vengono in zona industriale, anche cittadini stranieri, che con tutte queste belle aziende che abbiamo sicuramente c'è molto movimento anche in questo senso, e quindi questo potrebbe essere una realizzazione importante che creerebbe anche questo legame stretto tra la città e la zona industriale. Ci arrivano le prime domande da casa e un telespettatore la rivolge a lei, Di Antoni. Nell'ultima tornata amministrativa lei si è abbattuto più volte contro il progetto di realizzazione del sottopasso in zona industriale. Nel caso in cui veniste eletti, quale provvedimento adotterete? Realizzare l'opera o destinare i fondi altrove? Mi sono sempre battuto contro il sottopasso, e ricordo che in un incontro che abbiamo avuto qui, parlandoti, avevamo detto che era una cattedrale nel deserto. Mi sembra che ancora sia così. Diciamo, è sintomatico il fatto che a distanza di 4 anni dalla decisione di realizzare questo sottopasso ci siano tutti i soldi per poterlo realizzare e non c'è ancora pronto il progetto esecutivo per realizzarlo. Secondo me, fino a quando noi non riusciamo a infrastrutturare la zona al di là della ferrovia e quindi realizzare poi una possibile zona industriale, fino a quando non riusciamo a creare qualche cosa dall'altra parte, non ha senso realizzare questo sottopasso
permettetemi solo per arrivare al centro di raccolta dei rifiuti della Savno. E se sarà possibile, io ho in mente che c'è una convenzione tra il Comune di Vittorio Veneto e la Rete Ferroviaria Italiana, una convenzione che mi auguro possa essere in qualche modo rivista, e quindi in questo caso, se fosse possibile, riusciremmo a utilizzare, ripeto, una cifra enorme che abbiamo già stanziato su questo progetto. 1.600.000 euro di soldi dei vittoriesi sono stati stanziati per questo progetto e sono fermi lì da anni. Quante cose avremmo potuto fare con quei soldi? Questo io mi chiedo. Allora, se sarà possibile, viste anche tutte le esigenze che abbiamo, se potremmo riuscire a rivedere la convenzione con Rete Ferroviaria Italiana, che peraltro ha sempre un impegno che non ha ancora realizzato, che è quello di migliorare la stazione ferroviaria di Vittorio Veneto, realizzando quelli sì un sottopasso per andare al secondo binario ed evitare l'attraversamento dei binari quando i treni sono uno da una parte e uno dall'altra, in sostanza. Ecco, quindi anche questa cosa potrebbe, secondo me, essere rivista e accordarci con Rete Ferroviaria per una soluzione diversa. Okay. Altra domanda da casa la pongo a lei, Botteon. Se andrete ad amministrare, cosa pensate di fare per la mobilità pubblica, visto che la MOM ha intenzione di fare il trasporto pubblico a chiamata con tutte le difficoltà, visto che la popolazione è anziana e non è sicuramente in grado di accedere al portale di prenotazione? Bene, la mobilità va sicuramente rivista, anche la mobilità pubblica. Dico subito, secondo me, secondo noi, quello che è un intervento da fare immediatamente, ed è collegare la zona industriale. Io veramente lo trovo incredibile che non ci sia, arriviamo ad Anzano con la MOM, non arriviamo in zona industriale. Io sono professore, abbiamo i ragazzi che vanno in alternanza scuola-lavoro in zona industriale e non ci riescono ad arrivare perché non c'è il mezzo pubblico, e quindi dobbiamo combattere contro questa mancanza di un servizio che è veramente incredibile. Quindi il servizio va rivisto anche perché è vecchio. Penso che il sistema boomerang ormai sia superato, la città ha avuto dei cambiamenti e questi cambiamenti non hanno portato a nessun cambiamento. E quindi qual è la conseguenza? La conseguenza è che abbiamo i mezzi pubblici, quindi gli autobus urbani, che sono spesso abbandonati, sono vuoti molto spesso e non rispondono a quelle che sono le richieste dell'utenza. Quindi sicuramente va rivisto, bisogna investire, siamo azionisti della MOM, ma ce ne dimentichiamo spesso, e quindi va sicuramente visto. Il discorso a chiamata potrebbe essere una soluzione, ma va vagliata molto molto attentamente, perché può anche essere una strada per tagliare un servizio che abbiamo a Vittorio Veneto, che abbiamo conquistato negli anni e che rischiamo di perdere. Altra domanda da casa rivolta a De Antoni: tra i progetti fermi al palo dopo la mancata approvazione della variazione di bilancio c'è Datti una mossa, un'attività per promuovere le persone ad avvicinarsi allo sport, sostenuto anche dall'ULSE, che dovrebbe partire il 13 giugno, ma è ferma. Come pensate di farla ripartire? Correggo il telespettatore, l'attività non è ferma, proprio oggi abbiamo parlato al telefono. Adesso qui mi svesto della mia funzione di consigliere comunale, assumo quella di consigliere di scuola di maratona, che si occupa sia dei gruppi di cammino che anche di Ridatti una mossa. La cosa sta andando avanti, tant'è che è prevista una riunione mi sembra per giovedì prossimo, se non sbaglio, o martedì o giovedì prossimo. Proprio oggi la responsabile che sta seguendo questa cosa mi ha chiesto gli impegni di scuola di maratona sulle diverse giornate con le cose che di solito facciamo noi, e quindi la cosa sta andando avanti, non c'è nessun problema. Forse il Comune aveva previsto, insomma, di dare un contributo per facilitare questa attività, ma mi sembra che anche le altre società siano d'accordo di andare comunque avanti, e anche la persona che coordina questa cosa proprio oggi al telefono mi diceva che si andrà avanti comunque. Botteon, abbiamo parlato dei giovani. Quanto alle politiche sociali, c'è un innegabile problema di alloggi a Vittorio Veneto. Se non sbaglio, anche come gruppo avete affrontato questa problematica. Certo, allora penso che sia forse la principale, insieme al lavoro, quindi la proposta che abbiamo fatto in precedenza va in quella direzione, la questione abitativa è quella che va affrontata in maniera prioritaria. Lo vivo sempre, esperienza diretta scolastica, un sacco di colleghi
che vengono da fuori, arrivano in città e non trovano dove andare. Quindi ho un sacco di colleghi che stanno a San Fior, che stanno a San Vendemiano, che stanno a Conegliano e non vengono a Vittorio perché a Vittorio non si trovano appartamenti in affitto, ce ne sono pochissimi con prezzi molto alti in una città piena di volo, perché vuoti ne abbiamo tanti, appartamenti, quindi sicuramente bisogna intervenire. Dove intervenire, da dove partire? Faccio degli esempi, abbiamo i condomini militari, abbiamo due condomini militari in via Galilei, ne abbiamo uno in via Duca d'Aosta, che sono lì abbandonati, pronti, non pronti, perché sicuramente adesso bisogna rimetterci mano, ma non sono neanche in condizione così disperata, quindi con un investimento relativo si recuperano 60-70 abitazioni da destinare a chi vuole venire a Vittorio Veneto. È chiaro che poi vi vanno assegnati, è chiaro bisogna dare prevalenza a chi si vuole dare prevalenza, quindi giovani sicuramente, coppie, e questa è una delle prime cose, è uno dei primi interventi su cui puntare per cercare di rilanciare e anche di abbassare l'età media della città. Chiaramente il tutto in collaborazione con l'Ater, perché non è pensabile che il Comune possa organizzare questa cosa, però premere sull'Ater perché realizzi queste iniziative, avendo già i fabbricati pronti. Alcuni di questi fabbricati che avete citato hanno ancora degli appartamenti che sono utilizzati, quindi è arrivato proprio il momento di affrontare con coraggio, con determinazione questo aspetto, perché altrimenti non possiamo parlare di crescita della città, insomma. Se mi permetti, parlando di giovani, grida vendetta il fatto che Vittorio Veneto abbia rinunciato ai fondi per gli asili nido che arrivavano, quant'era la cifra? Parlo di 1 milione di euro. Sì. 1 milione di euro che potevano arrivare a Vittorio, quindi finanziamenti per mettere in piedi un nuovo asilo nido, e abbiamo rinunciato perché non ci hanno creduto, l'amministrazione attuale non ci ha creduto, e sicuramente dobbiamo andare in direzione opposta rispetto a questa scelta. Sono le 22.07, ultimi minuti. Se vi dico Aerocampo di San Giacomo di Veglia, voi cosa mi dite? Prego, De Antoni. Io personalmente sono contro la realizzazione di questa iniziativa faraonica da 16.600.000 euro in quella zona. Mi rendo conto delle necessità delle associazioni sportive, del rugby e del calcio, però credo che realizzare quest'opera al confine sud della città, che è già lunga 18 km, sia un ulteriore allungamento della città, che dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista di tenere unita la città già divisa in tanti quartieri, è sicuramente una cosa negativa. Quindi per quanto mi riguarda cercherò di approfondire questo tema, perché non abbiamo ancora tutti gli elementi, ma la possibilità di realizzare il campo da rugby in un altro luogo, e qui ci sono state tante proposte, realizzare un altro campo da calcio se serve a San Giacomo, piuttosto che a investire questa cifra così grande proprio in fondo alla città, che poi creerebbe anche grossi problemi di traffico su San Giacomo, perché se facciamo questi due campi, mette che ci siano sempre 100-200 ragazzi, pensiamo alle mamme che portano su e giù i bambini, vanno e tornano 2 volte in un pomeriggio, creerebbero ancora più difficoltà di traffico su San Giacomo. Quindi questo progetto secondo me deve essere rivisto. Ok, ultima domanda ad Adriano Botteon: perché l'8 e il 9 giugno votare la lista Progetto Vittorio Futura? Allora, perché il Progetto Vittorio Futura è una lista moderata, piena di gente di qualità, quindi seria. Vi invito tutti gli spettatori, tutti i vittoriesi, a leggere il nostro programma. Abbiamo un opuscoletto che stiamo distribuendo, che è dettagliato, quindi ci sono un sacco di idee, quindi quelle che avete sentito stasera e altre idee, quindi perché nasce da un lavoro serio. Penso che chi legga questo opuscolo si rende conto che il Progetto Vittorio Futura è una lista seria che si candida ad amministrare Vittorio Veneto per migliorarla e per rilanciarla non fra un anno, non fra 2 anni, ma per rilanciarla nel tempo, quindi in modo che fra 15-20 anni Vittorio Veneto torni a essere la città bella e importante che era. Grazie a Giulio De Antoni e ad Adriano Botteon qui stasera per la lista Progetto Vittorio Futura, che sostiene la candidata sindaca Mirella Bagliana. Grazie mille. Grazie a te. Bagliana, che ricordo ancora una volta sarà martedì una delle protagoniste del confronto che andrà in diretta alle ore 21. Ora un'altra breve pausa per ritornare in studio per l'ultima lista, che è la lista della Lega. A tra poco.